Buongiorno da Renzo Michieletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. L'acqua, non lo scopriamo noi oggi, non è una risorsa inesauribile. È un bene prezioso che il suo consumo deve essere ottimizzato anche attraverso le nostre azioni quotidiane. Ancora di più il consumo di acqua deve essere ottimizzato durante le fasi di produzione, industriale, eccetera, compresa l'attività agricola. Ed è proprio su questo importante tema, cioè sull'uso intelligente della risorsa acqua in agricoltura, che sono dedicate le giornate dell'irrigazione di precisione 2021, organizzate da Veneto Agricoltura nei giorni 24 e 25 di giugno presso il centro sperimentale per l'ortofloricoltura di Po di Tramontana a Rosolina, in provincia di Rovigo. 2 giorni, 24 e 25, il primo giorno, il 24, ci sarà una lunga diretta su Facebook, invece il 25 in presenza, e quindi vi aspettiamo numerosi, presso il centro sperimentale di Rosolina, si potranno assistere e vedere un sacco di proposte intelligenti proprio sull'uso dell'acqua, durante le fasi dell'irrigazione in agricoltura. Vediamo tutto e ci spiegherà cosa succede il dottor Franco Tosini, responsabile del centro di Rosolina. Il 24 e 25 giugno ci saranno le giornate dedicate all'irrigazione di precisione. Il 24 giugno sarà online, stiamo facendo le prove tecniche di funzionamento delle telecamere e microfoni, e il 25 in presenza, obbligatorietà di iscrizione e proprio per un discorso di sicurezza per il Covid, poi tutta la gente potrà, i tecnici, gli agricoltori e i produttori potrà venire a visitarci. Qui dove mi trovo io ci sarà l'allestimento dei 30-31 stand delle diverse ditte, associazioni produttori, associazioni di categoria, e tutte le ditte mostreranno le varie tecnologie o vari strumenti per la precisione dell'irrigazione, quindi andare a aumentare l'efficienza d'uso di questo fattore, di questa materia prima importantissima per l'agricoltura. Adesso ci sposteremo e vi farò vedere la prima prova dedicata all'irrigazione. Ecco qua, ci troviamo nella prima prova dedicata all'irrigazione, le cui tesi sono praticamente tre. Abbiamo test varietale, 2 varietà di lattuga gentile, pacciamatura e non pacciamatura, e sistema di irrigazione a manichetta e sprinkler. Abbiamo inserito dei tensiometri, in questo caso digitali. Veniamo qua con una specie di palmare, inseriamo il cavo e ci dice la percentuale di umidità, e noi in base alla percentuale di umidità del terreno iniziamo ad accendere l'impianto di irrigazione. Vi dirò, se venite a trovarci, vi dirò come andrà la prova e i primi risultati. Adesso ci spostiamo a vedere un'altra prova molto interessante sui sistemi di supporto alle decisioni. Eccoci qua, in questo caso ci troviamo su una serra dedicata al fuorisuolo, dove stiamo testando 2 sistemi a supporto delle decisioni. Sono 2 sistemi molto particolari, gentilmente concessi dalla ditta Spagnol e dalla ditta Ageon. Sono 2 bilanci, così, che danno una mano al produttore o al tecnico per decidere la gestione dell'irrigazione. Sono 2 sistemi che, vi devo dire la sincera verità, ci si trova veramente bene, ti danno una mano soprattutto quando sei super indaffarato di lavori, non hai tempo a vedere qualcosa. Loro ti danno degli allarmi, ti danno delle indicazioni utili per gestire l'irrigazione, soprattutto il pomodoro in questo periodo in cui l'ambiente è un po' ballerino, ora freddo, ora caldo. Adesso direi di spostarci sull'ultima prova che vedrete il 25 giugno, che è una prova per aumentare l'efficientamento dell'acqua, l'efficienza d'uso su pomodoro in terreno. Infine ci troviamo su questa serra, siamo in coltivazione pomodoro, un'unica varietà, dove stiamo testando l'utilizzo della pacciamatura classica in polietilene, in questo caso a baulatura nuda senza pacciamatura, per vedere appunto di ridurre l'utilizzo dell'acqua, ovviamente non ridurre la produzione, fermo restando la produzione quanti-qualitativa, come ridurre la quantità dell'acqua e quindi anche la quantità di concime. Questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo delle giornate dedicate all'irrigazione. Con questo vi invito a venirci a trovare il 25 giugno in presenza, il 24 online.
online in piattaforma Facebook per tutti e corso in piattaforma Zoom. Per i dettagli comunque collegatevi al nostro bellissimo sito aziendale dove troverete tutti i dettagli sulla pagina Podi Tramontana Eventi. Grazie ancora della vostra pazienza, vi aspetto tutti. Grazie ancora e buona giornata. Quindi vi ricordo le giornate dell'irrigazione di precisione del 24 e del 25 giugno. Il 24 primo giorno diretta Facebook, una lunga diretta Facebook, ma poi il 25 in presenza, ma sul sito di Veneto Agricoltura, sulla home page trovate tutte le indicazioni per poter partecipare a questa importante e direi soprattutto interessante iniziativa. Quindi vi aspettiamo numerosi il 25 di giugno, giornate dell'irrigazione di precisione. Poi seguirà a luglio un secondo momento nei giorni 8 e 22 luglio e andremo l'8 luglio a Valle Vecchia, ma qui ci risentiremo con un altro approfondimento. Vi aspettiamo!